8 kg di polvere da sparo, migliaia di bossoli, oltre 20 kg di ogive, poi inneschi, kit per ricaricare i bossoli, culate con carrelli, pezzi d'armi da guerra, barre d'acciaio semilavorate. In casa un vero e proprio laboratorio per la costruzione di armi e munizioni. Nei guai è finito un noto cacciatore pensionato del centro Cadore. L'uomo, vedovo, settantenne, era sottoposto a un'intensa sorveglianza da parte della sezione di polizia giudiziaria e della Polizia di Stato per un'altra indagine penale. Martedì scorso una perquisizione domiciliare delegata eseguita dai carabinieri di Pieve di Cadore ha portato alla scoperta della Santa Barbara. La nostra finalità era quella di fare una verifica armi su come erano detenute a fronte di una pregressa segnalazione che avevamo avuto. Da lì l'amara e anche bella scoperta. Tra i pezzi sequestrati anche un fucile risultato rubato oltre 20 anni fa in zona, un armamentario certamente non per uso personale, sospettano gli inquirenti che hanno sottoposto l'uomo ad arresto per detenzione illegale di armi, illegali e clandestine, fabbricazione di arma, ricettazione e detenzione illegale di munizionamento e polvere da sparo. L'uomo, dopo l'arresto chiesto dalla PM Roberta Gallego e convalidato dalla GIP Enrica Marson, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare. Estraneo ai fatti il figlio che vive con lui. Quando i carabinieri sono entrati in casa, le armi erano dappertutto. Le armi vanno custodite, come è logico, con ogni diligenza, con la diligenza massima del buon padre di famiglia e di conseguenza custodite in maniera che solamente il detentore delle armi, quindi colui che ha un titolo di polizia atto al maneggio delle armi, possa utilizzarle e maneggiarle. L'indagine è solo all'inizio, le armi saranno inviate per la perizia nel Bresciano al Banco Nazionale di Prova. Gli inquirenti hanno buone ragioni per ritenere che l'attività del pensionato, che getta discredito sulla categoria dei cacciatori, fosse nota nell'ambiente. L'appello è contattateci, toglietevi qualche sasso della scarpa e magari vediamo di togliere da questa categoria, che riteniamo comunque pulita, questi soggetti che vi incidono negativamente. Sta collaborando? No, no, il nostro arrestato non sta assolutamente collaborando sul punto, tant'è che su questo stiamo indagando in maniera molto serrata.